Allora, questo video è per Gabriele che mi ha chiesto di commentare questo finale. È un finale piuttosto insolito, che vede giocare col nero il re con i due alfieri, quindi di entrambi i colori, e il bianco ha il re, due pedoni e una torre. A vista d'occhio potrebbe sembrare un finale semplice, un finale dove il bianco non ha problemi a promuovere uno dei due pedoni o comunque arrivare alla vittoria. Tuttavia sono stato tutta la mattinata sui vari motori per cercare di riuscire a far vincere il finale al bianco, e se il nero gioca bene non ci sono alcune possibilità di vittoria, quindi il massimo che si riesce ad avere è una patta. È una patta perché comunque prima o poi i due pedoni dovranno arrivare a questa altezza, e quando noi andremo a spingere uno di questi due pedoni, per esempio, adesso questa situazione è molto immaginaria, solo un esempio, quando il nero andrà a cambiare due pedoni per un pezzo, si entrerà in un finale assolutamente patto, quindi torre contro alfiere, e molto probabilmente finirà patta per le 50 mosse senza catturare alcun pezzo. Quindi sembrerà strano, ma questo è un finale patto. Andiamo a vedere le prime mosse, dopodiché più o meno il finale è piuttosto intuibile. Allora, il bianco deve iniziare a promuovere, a portare a promozione uno dei due pedoni, per esempio C4. Perfetto. Ora però, spingendo questo pedone, il re bianco è sotto tiro delle diagonali nere, questa e quest'altra. Quindi, per esempio, uno scacco di alfiere non permetterebbe al bianco di poter andare in C3 e continuare il proprio gioco. Ok, quindi ogni spinta di pedone è una debolezza su una delle due case, chiare o scure, quindi avendo il nero entrambi gli alfieri diventa impossibile per il bianco continuare. Tuttavia, se il nero gioca alfiere A5, il bianco può continuare benissimamente e infine poter spingere questi pedoni. Quindi la spinta di alfiere in A5, la mossa di alfiere di A5 con scacco non è proprio la migliore. La migliore si è verificata essere alfiere B6, che non permette questa spinta e non permette neanche questa spinta, quindi diciamo che immobilizza i pedoni. Ora torre 5 è la migliore. Perché torre 5 è la migliore? Perché non permette al re di oltrepassare la traversa 5, numero 5, e allo stesso tempo impedisce ora lo scacco di alfiere in A5, poiché seguirebbe la cattura. Quindi torre 5 è la mossa ora migliore. Andiamo a vedere come proseguire. Il re incomincia a stanarsi con re C6, iniziando veramente ad entrare nel vivo della questione. Re C3, perfetto, ora gli scacchi non sono temuti in alcun modo, ma bisogna sempre stare attenti veramente alle infilate di alfiere. Per esempio, dopo una mossa di questo genere si perde ovviamente una torre, quindi bisogna sempre avere gli occhi ben aperti. Ora, alfiere C7, ti ricordo che i due alfieri su case affiancate sono veramente potentissimi, hanno un valore più alto di quello che hanno singolarmente in case distanziate. Alfiere C7, e ora manteniamoci sempre sulla traversa numero 5 per controllare sempre l'entrata d'alfiere in A5. Ora alfiere E8, che ha lo scopo di andare in F7 e puntare sui pedoni.
D4, il bianco comunque sta riuscendo a spingere i propri pedoni. I pedoni sono passati dalla fila 2, dalla fila 3, scusami, alla 4, quindi è già un passo in avanti. Dopo la spinta in D4 segue appunto alfiere F7. Ok, continuiamo. Torre F5, minacciando così l'alfiere in F7 e l'alfiere scappa in G8. Ora torre F6, scacco, re D7, torre F8 andando a creare minacce sull'alfiere e alfiere E6 che si posiziona su una buona casa. Ecco, il re nero ha sempre sotto controllo i due alfieri che puntano sempre sulle case centrali, quindi sui movimenti dei pedoni. D5 andando a minacciare l'alfiere e ora sembra quasi che il bianco ha avuto il sopravvento, perché se l'alfiere prova a scappare comunque si riesce poi a avere un buon centro di pedoni. Tuttavia ora la mossa migliore non è scappare ma creare per il nero una controminaccia. Se tu mi mangi l'alfiere io ti mangio la torre. Quindi bisogna vedere anche queste piccolezze, altrimenti il bianco è facile che avrebbe avuto il sopravvento. Torre, quindi indietreggia in F2, scusate, in modo tale che può avere giochi di questo tipo. Ora alfiere E5, scacco, re D3 e l'alfiere ora si può spostare. Dopodiché è veramente difficile per il bianco cercare di condurre una buona partita. È veramente difficile cercare di portare quei pedoni oltre la posizione che si è ottenuto. Per esempio, se il bianco continua cercando di creare un'inchiodatura di questo tipo, re D6, e ora il bianco è veramente astratto di mosse. Veramente cosa può giocare ora il bianco? È quasi in una situazione di zuzwang, ovvero quando qualsiasi mossa giocata è cattiva, quindi non esiste nient'altro di buono. Quindi bisogna cercare a questo punto di trovare una soluzione. Per esempio re A4, l'alfiere indietreggia impedendo questa spinta. Però è veramente difficile cercare di avanzare, bisogna congegnarsi un po', ma se il nero, come abbiamo detto prima, resiste bene, la partita finirà batta.